In quella notte ho vissuto un dramma perché ero impotente, avrei voluto uscire e dare una mano ai miei alberi, invece purtroppo chiusi in casa, hai potuto solamente guardare attraverso le finestre. Merino Mattiuzzi vive a Zoppè di Cadore, ama definirsi il custode del bosco. Sua l'idea di portare ad Arredamont l'installazione dedicata a Vaia che, stimolando vista e udito, fa rivivere le emozioni della drammatica notte del 29 ottobre 2018. È giusto non dimenticare che serva di monito, che dobbiamo amare e rispettare i boschi molto di più, perché un po' di responsabilità ce l'abbiamo anche noi. E nel segno di Vaia che Arredamont ha aperto i battenti a Longarone, 160 espositori, molti provenienti dal Bellunese, altrettanti dalle regioni italiane, da 4 paesi dell'Unione Europea, che i territori devastati dal maltempo ha teso una mano. Sono qua anche per portare, diciamo, il mio supporto a tutti gli espositori, a questa fiera internazionale, a tutti quegli espositori che credono ancora in questa grande fiera nonostante quello che è successo l'anno scorso. E devo dire che c'è un po' anche di emozione a inaugurare quest'anno Arredamont, perché veramente il pensiero va allo scorso anno, quando poi 2 giorni dopo quello che accade, era di lunedì, mercoledì, incontrai tutti gli espositori della fiera per tenerli un po' tranquilli, perché purtroppo, devo dire, erano state giornate dove purtroppo qui non è più venuto nessuno. Per questo Arredamont quest'anno ha un valore particolare che esalta la storia dell'esposizione e quella dell'ente fiera, punto di riferimento straordinario e volano per l'economia. La fiera Arredamont è una fiera che è diventata così importante anche nel sentire della gente, delle persone, che ha resistito nonostante la Vaia, e quindi noi possiamo dire quest'anno, che è la 42esima edizione, che tutto va benissimo per fortuna.